Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. E dal gran piadinone romagnolo che ha cominciato a rompere i coglioni anche qua. E vai. Grande, purtroppo Media ancora ai box per problemi Sì, ti ha abbandonato. tecnici. E siamo qua Sì. a Arriva Mosca l'aereo. con meno 2 gradi, ma non esco. Mosca. Dimmi. Bella Mosca, un bel grappino, dai, un po' di vodka. Sì, la la si deve approfittare destinazione. delle bellezze delle città. La destinazione è Istanbul, aeroporto di Ataturk. Cioè, non so se mi spiego, Ataturk. C'è lo stadio, la città dove il Milan ha perso la UEFA Champions League. Io non ho parole. Ancora, sempre con questi riferimenti al Milan, poverino, cioè, ricordi solo le sfighe. Comunque c'è la nebbia qua in Russia, vaffanculo, e andiamo. Benissimo. Ma non c'è, con la neve non si potrebbe pilotare, o sì? Ma non lo so, guarda. Comunque ragazzi, c'è un tempo disastroso, nuvole dappertutto, e andiamo. Quindi non puoi spiegare dove siamo, cosa vediamo, cosa io poi vedrò domani, insomma. Adesso Buono. sto vedendo assolutamente. Ragazzi, siamo tornati in Ucraina, siamo di nuovo a casa di Sheva. Allora. E vai. Tempo adesso è sereno. Tempo sereno. In Russia era una merda, in Ucraina invece è buono. Adesso siamo all'incirca, dove cazzo siamo? Vediamo. All'incirca tra un po' siamo di nuovo a Kiev, quindi proprio diciamo stiamo tornando indietro per la musichetta. Sì, è vero. Ecco, praticamente stiamo tornando a Kiev, stiamo andando verso Kiev per poi andare giù a Istanbul, per poi girare, si sembra di essere in macchina, per poi girare verso destra e andare verso l'Asia, perché dopo Mosca e Istanbul ce ne andiamo dall'Europa, e la prossima è Istanbul-Baku, che Baku è la capitale dell'Azerbaigian, e questo me lo ricordo perché io nelle capitali sono sempre stato un grande. Adesso vedi, ho sbagliato, perché controllo, oddio, ho fatto la figura da coglione. No, dai, meno male, mi sono salvato in corner. Figura di merda. Come qua ragazzi, questa è la solita Ucraina innevata, che nel volo precedente era veramente, cioè, pieno di neve. È buono. Che poi ragazzi avevamo appena fatto il video del capitolo di Shogun. Cioè ragazzi, veramente qua l'abbiamo finito 10 minuti fa. Cioè veramente incredibile. Qui produciamo, siamo mica qui a farci le pugnette, cioè siamo qui, non pettiniamo mica le bambole, no. Ragazzi, ormai vedo il mar Caspio, mi pare. Aspetta, qua veramente non vorrei fare la figuraccia del cazzo, perché tra il Mar Nero e il Mar Caspio mi sveglio sempre. Infatti, scusate ragazzi, il Mar Nero, chiedo perdono, non so il perché mi sbaglio sempre tra questi due mari. Ormai il Mar Nero è là, quindi dopo il Mar Nero c'è Istanbul. Però c'è veramente vento. Buono ragazzi, siamo ormai proprio in mezzo al Mar Nero, anzi abbiamo quasi finito, ormai tra poco c'è Istanbul. Spero di vedere l'Ataturk Stadium per buttare 2 o 3 bombe. Il tempo è sereno, però nuvole ce ne sono. Eccoci qua, guardiamo un attimo. Che grosso, il marchino è troppo grosso. Mamma mia. Prova a fare un atterraggio sul Mar Nero. Sì. Così veramente un pro gamer incredibile. Comunque ragazzi, Medi ci siamo sentiti per telefono, mi ha promesso che insomma tra poco risolve tutti i suoi casini tecnici con Steam, robe, ed è di nuovo abile e arruolato.
Sì, adesso ho provato un po' io a fare un po' da intrattenitore con la musichetta di Quark, un po' imitandolo, ma non ho lo stesso charme. Ecco, quando la Piada fa così, cioè veramente, io sono innamorato della Piada, ragazzi, me ne frega niente, non pensate male, ragazzi, ma la Piada è veramente la Piada, cioè, non puoi non amare la Piada, appunto. Vabbè, ho detto, ti ho ripetuto 1000 volte, la piadina è una delle cose più buone che ci sia al mondo. Beh, Con i insomma, sardoni e l'insalata poi alla loro anche la figa non è male. Comunque, vabbè, a parte questi piccoli, Beh, quello è un altro sapore. ragazzi, ormai siamo a Istanbul e non vedo un cazzo, ma la Piada ha un importante annuncio da fare, vai Piada. Ho una perla molto seria di saggezza, è una specie di raccontino. C'è una tipetta che è col moroso che guardano un film e c'è lei che dice al tipetto: questo film mi ha resa sia triste che felice. Ovviamente da bravo uomo semplice risponde il fidanzatino: come puoi essere triste e felice contemporaneamente? È impossibile. E lei con sguardo impassibile: ah davvero? Ho fatto sesso con tutti i tuoi amici, ma tu sei quello che ce l'ha più grossa. Pam. E poi sinceramente, guarda, io proprio, me non me ne fregaria niente, cioè l'importante è essere migliori di quei stronzi, quindi me ne frega un cazzo, lei è la puttana, non io, chi se ne frega. Appunto. Eccola qua c'è Istanbul, eccola, vaffanculo Istanbul, scusate ma... Adesso volevo vedere l'Ataturk, cioè l'aeroporto è là, quindi l'ho visto, perfetto. Dai, voglio vedere l'Ataturk. Ratatouille! Eccolo! Eccolo, bastardo! È là! È là! Maledetto! L'abbiamo trovato. Ha tentato all'Ataturk. Ha tentato. Bacio diretto con l'aereo dentro. Pum. Bastardi! Liverpool. Oggi Liverpool ha vinto anche la Carling Cup. Va, fa i rigori contro il Cardiff. Vaffanculo. Eccolo qua. Qua davanti a noi c'è l'Ataturk Stadium. Eccolo. Adesso però devo andare ad atterrare, ragazzi. Scusate. Vaffanculo. Sgancia la bomba. Sganciagli la Sganciata. bomba. Missile. Pam! L'Ataturk non c'è più. L'Ataturk non c'è più. Sono velocissimo. No, ragazzi. Per beccare l'Ataturk ce l'ho in culo, fioi. Porca troia. Ah, qua vado per i campi. Ah, no, fioi. Campi. Conigli. Campi. Carote, conigli. Campi, impennate e vaffanculo. Dai, stronzo, dai, vaffanculo. Se. No, fioi. Non ci credo. No, qua ho fatto il miracolo. Cioè, ho fatto quasi un giro della morte. Mi sono rincoglionito, sono tornato. L'aereo fluttuava così nell'aeroporto, ma ce l'ho fatta. Cioè, non so come. Ecco, e vaffanculo. Atterraggio schifoso, ma perché sei un pro gamer. Sì, ma l'importante era solo una cosa importante a Istanbul: distruggere l'Ataturk Stadium. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, il resto non conta e vaffanculo. Challenge complete. Bene, quando il Piada fa così mi esalta. Buono ragazzi, dai, questa rotta è andata, nessuno ha sentito la mancanza di Medi, quindi è anche positivo. Scherziamo Medi, ti vogliamo bene. Scherziamo Medi, ti vogliamo tanto bene. Ho provato a fare le tue veci in questo video, vediamo, dimmi cosa ne pensi. Se no, io devo dire che è stato bravissimo, e che manca un po', perché Medi, essendo un essere inferiore, con dei problemi cerebrali dopo l'incidente, dà quel tocco di rincoglionimento, capito? Quindi questo manca, però per il resto viva la Piada for president. E mi raccomando, c'è anche la campagna di Shogun 2, che adesso la Piara deve mettere il terzo capitolo. Sì, caricherò domani sera, adesso stasera non ce la faccio. Allora, dico solo una cosa per rendere un po' di suspense, che veramente è un terzo capitolo molto molto bello, ma il quarto poi ci sono dei colpi di scena incredibili, ma non... Alla prossima puntata. Saranno delle gran figate. Vai, alla prossima puntata. Canzoncina di Beautiful. Dai. Ciao ragazzi, alla prossima. Non me la ricordo. Odio talmente tanto quel programma che non mi ricordo neanche le canzoncine. Ciao raga. Ciao a tutti.